60 giorni di nave a vapore. Il significato di questa mostra è per valorizzare il lavoro e le varie vicissitudini che hanno attraversato i nostri connazionali in un periodo storico che va dalla fine dell'Ottocento al 1970-75. È un arco di quasi 100 anni dove che l'Italia ha avuto 27 milioni circa di emigranti. Emigranti che purtroppo, specialmente nel primo periodo dell'immigrazione, fine Ottocento, diciamo, hanno attraversato anche vicissitudini sicuramente molto critiche dovute sia per quanto riguarda le condizioni di viaggio, critiche anche per quanto riguarda il possibile ingresso in questi paesi, che non sempre era facilitato. Tanti venivano anche praticamente rimandati a casa, allora tanti si suicidavano oppure magari si gettavano in mare perché non avrebbero avuto altra possibilità. Dopo che si era entrati, diciamo, nella comunità, che si aveva, diciamo, seguito le indicazioni che venivano date appunto dal paese ospitante, poi anche la vita cominciava a essere, diciamo, tra virgolette, magari più normale. Allora si cominciava a entrare con i figli nelle scuole, interagire con altri genitori, specialmente nella seconda emigrazione degli anni 50 si cominciavano a costituire i vari club, i club di italiani. Si cercava di rivivere quelle che erano le usanze e i costumi della propria patria. Ho compiuto 20 anni in nave, sulla nave Australia. Sono andato in Australia per lavorare, naturalmente, con l'atto di richiamo da mia sorella. Avevo visto il mare per la prima volta, non ero mai stato al mare. Arrivato in Australia, ho incominciato subito a lavorare. La prima settimana appena arrivato, 3 giorni dopo, sono andato a lavorare nella strade. Facevo asfalti, marciapiedi, tutte cose, ma era troppo pesante, avevo appena 20 anni, ero stanco, non ce la facevo. E un giorno qualcuno mi ha detto, guarda che lontano da qua, 60-70 km, c'è una ditta da Bassano del Grappa che ha 500 acre di terra, voleva dire come 500 campi. Se vuoi venire lì puoi lavorare nella campagna. Quando sono arrivato su questa famiglia che era in mezzo a questa campagna, era grande, ci hanno detto guarda che non abbiamo posto da dormire qua per te, devi trovarti una famiglia, però abbiamo una stanza in un garage, là c'è una stanza, là dorme il cane, il gatto, se vuoi vivere anche tu, però è bellina, insomma c'è un letto. Allora sono andato lì e ho dormito in questa stanza, sono rimasto lì 6 anni, sempre su quella stanza. Si lavorava dall'alba al tramonto, dunque si lavorava dalle 5 mattina per tagliare l'insalata, perché il sole lì diventava 40 gradi, non potevi tagliarla alle 10, alle 11, allora prima che sorgesse il sole doveva essere tagliata l'insalata per portarla a Vittorio Marche, che era un mercato che si trovava a Melbourne. Là, lontano così da Melbourne, non avevi neanche il tempo da spendere i soldi. Andavo solo a Melbourne a vedere qualche partita di calcio, e allora prendevo il treno, era 60 km, andavo a vedere la partita di calcio che era come si chiamava, la squadra italiana che era lì, era la Juventus. I primi 2 mesi che sono stato giù a Melbourne sono andato anche a scuola, perché dovevi imparare qualche parola di lingua, però quando sono arrivato in campagna erano tutti italiani, dunque per 6 anni si parlava solo il veneto, solo la nostra lingua, nessuno ha detto qualcos'altro di diverso. Pensa che avevamo degli olandesi che lavoravano con noi altri, parlavano l'italiano anche loro, noi ne parlavamo l'inglese, dunque abbiamo imparato l'italiano solo. Sono partito per l'Australia del 60. A novembre del 60 e sono arrivato in Australia con la nave Neptunia, ho toccato il suolo australiano il 12 di dicembre del 60. Parlare non capivo niente, però avevo l'indirizzo in tasca dove dovevo finire. Siamo arrivati a Tennant Creek, che è il paesetto, e l'oste mi prende per un braccio e mi porta giù. Ha chiamato il taxi, mi ha caricato sul taxi, mi ha portato a destinazione. E lì ho trovato mio fratello. E lì dopo, il giorno dopo ho cominciato a lavorare, sempre sulle miniere. E lì sono stato 6 anni. Però appena arrivato, la gente lì che giocavano pallacanestro mi hanno chiesto se gioco pallacanestro.
e non capivo niente. Mi prendeva per un braccio come un bambino e non mi sono mai vergognato. Però ho giocato 6 anni. Dopo il terzo anno abbiamo passato capo della squadra. L'inglese l'avevo imparato bene, però avevo fatto scuole serali, scuole per corrispondenza. Da lì dopo siamo partiti, siamo andati su al nord stesso, deserti, solo miniere. C'era 6 miniere, c'era solo deserti. Per trovare la costa doveva passare 1000 miglia. Eravamo giovani, non ci pensavamo, contenti, perché pensieri a me non ho mai avuti. E dopo un anno sono nati 2 maschietti, 2 gemelli. Il paese del paese c'era 6 anni che non aveva gemelli. E ora dopo non mi chiamavano più Peter, ma mi chiamavano The Twins Father, il papà dei gemelli. E lì dopo i bambini sono cresciuti, la moglie non è andata a lavorare perché con i bambini così. Dopo 4 anni abbiamo comprato un altro maschietto, 3 maschietti, e abbiamo deciso di venire in Italia perché io avevo intenzione di venire, però io stavo bene a Galà, era lei che desiderava più di tornare. Siamo venuti qui con l'aereo, qua a Qantas, siamo imbarcati a Roma, però è come che avessi emigrato un'altra volta. È stata dura, molto. Perché credevo di trovare la famiglia che ha lasciato e invece no. Eri quasi un estraneo. Era quasi per tornare indietro. E dopo ho trovato lavoro, i bambini hanno cominciato ad andare a scuola e così insomma. Dopo abbiamo trovato quel boom economico in Italia, quel periodo del 73. Abbiamo trovato il boom economico. E lì ci siamo adattati, insomma. Adesso i figli sono grandi, sono tutti sposati, tutti e 3 col passaporto australiano, i nipotini per discendenza, tutti e 7. Sono quasi orgoglioso. Mio papà, lui è partito per l'estero come emigrante durante la seconda ondata migratoria dopo seconda guerra mondiale. È andato in un piccolo paese nel deserto australiano a fare il muratore, era stato chiamato. In Australia sono nata io e i miei 2 fratelli più piccoli. Dopo un certo periodo anche mio papà, che faceva l'impresario edile, ha deciso di tornare nella sua patria amata. Anche questo è un modello che continua a ripetersi in queste tradizioni di emigranti nella nostra famiglia, che tutti a un certo punto sentono questo richiamo per la casa, per la patria, per la mamma e il papà e rientrano nel loro paese. Negli anni 90 un'altra ondata migratoria italiana all'estero, sono partita io per gli Stati Uniti. Mi sono sposata con un americano e ho completato i miei studi nel settore della psicologia. Sono rimasta negli Stati Uniti, precisamente San Francisco Bay Area, San Francisco, per circa 23 anni e da poco sono rientrata e sono tornata a questa terra che amo tanto, dove ci sono le mie radici, le mie tradizioni, usi, costumi, che tra l'altro in tutte le generazioni che hanno emigrato, nonno, papà, mamma, zii, zie, cognati, robe vari, cugini, tutti abbiamo mantenuto le nostre tradizioni qui italiane. Il Brasile è è il secondo paese italiano dopo l'Italia, perché abbiamo 30 milioni di discendenti italiani e tra questi 12 milioni sono di origine veneta. È una terra incredibile dove San Paolo, che è una delle città più importanti, ha il più gran numero di italiani a livello di città, soprattutto negli stati del Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espirito Santo, Paraná, Minas Gerais anche, fino a Mato Grosso do Sul, eccetera. Abbiamo tantissime persone che sono partite, appunto, oggi abbiamo i discendenti fino alla quinta, sesta generazione, persone che sono partite ormai
dall'anno prossimo sono 145 anni fa. Sono partite non solo con nave a vapore ma con navi a vela, partite con un anno di viaggio, viaggi incredibili, hanno sofferto tanto, non sapevano leggere e scrivere come analfabeti, quindi in questo caso considerate come manovali, no? Invece in Brasile hanno dimostrato una grandissima capacità, una potenza a livello proprio professionale incredibile, costruendo proprio, come si dice, paesi e città. Lì ancora si parla la lingua veneta, si è persa in tantissime altre parti del mondo, soprattutto a livello di numeri. Essendo l'emigrazione storica, comunque abbiamo quasi 2 milioni di persone che ancora capiscono, parlano il veneto. È una lingua che è stata tramandata con tanto dolore, ma anche con tanta gioia, con tanta passione. È stata tramandata perché c'è stato un grosso isolamento geografico, radici di alberi, queste erano le case che aspettavano i loro migranti, la Maria Molla, l'albero Umbu, che aveva queste radici profonde che le proteggeva questa gente dagli animali feroci, dalle malattie tropicali, e sono stati scelti proprio per essere conosciuti come grandi lavoratori infaticabili che si accontentavano con un pezzo di pane, con grandi valori come quello della religione, della famiglia, e persone che avrebbero sopravvissuto anche nel freddo, con animali feroci e soprattutto anche nei lavori delle montagne, delle colline, perché non era per tutti saper resistere in quelle condizioni. La mostra è un buon esempio del fenomeno dell'immigrazione e come l'immigrazione può portare diverse culture insieme. Negli Stati Uniti la nostra cultura e la nostra società sono state arricchite dalle onde successive dell'immigrazione, particolarmente, come vediamo oggi, l'immigrazione dal Veneto e dall'Italia. È molto importante ricordare i sacrifici della gente che ha sradicato le proprie vite per creare condizioni migliori per le proprie famiglie. Oggi tutti di noi beneficiamo di quei sacrifici da una prospettiva culturale, da una prospettiva economica. Questi pionieri hanno legato i nostri paesi da generazioni e questi legami diventeranno ancora più importanti con il tempo. Australia and Italy have a very strong connection. And in many ways we're more than friends, we're family, and it's because of the immigration of Italians to Australia over many decades. We have 24 million people in Australia and 1 million have Italian origins. And so there have been great contributions of Italians to Australian society across a lot of areas: business, politics, science, sport. And now we see a lot of exchange between Italy and Australia, both ways, as people seek to go to each other's countries either to visit or to work, to study and to live. So there are very strong bonds between Australia and Italy because of the people-to-people links that we share.